Anormali e normali, benvenuti in un nuovo video. Oggi l'anormale che ha questo canale YouTube vuole parlare di un giocatore anormale, Marek Hamšík. Sì, Marek Hamšík è un giocatore anormale, nel senso che non è come i giocatori normali che praticamente si vende al migliore offerente, va dove gli conviene di più e cambia casacca come più gli conviene, ma ha legato quasi tutta la sua carriera e la parte più importante della sua carriera a una sola squadra, e non una squadra che vince tantissimo, ma una squadra che vince poco e vince meno di quello che merita, che poi è anche la mia squadra del cuore, il Napoli. E Hamšík ha praticamente dimostrato nel Napoli non solo le sue capacità di atleta, di calciatore, le sue capacità tecniche, ma in questi anni ci ha mostrato anche le sue virtù umane. Quando è arrivato nel Napoli nel giugno del 2007 dal Brescia, era un giocatore praticamente sconosciuto, è arrivato un mese prima di compiere 20 anni, fu presentato insieme a Ezequiel Lavezzi e molti tifosi del Napoli criticarono questi acquisti perché non si erano presi dei top player, dei giocatori famosi e importanti. Poi invece questi due giocatori dimostrarono subito il loro valore, ma mentre Ezequiel Lavezzi subito entrò nel cuore dei tifosi del Napoli, per Marek Hamšík ci volle più tempo. Non solo, Marek Hamšík molte volte è sempre passato in secondo ordine rispetto a altri giocatori, perché poi dopo Lavezzi è venuto Cavani e Cavani è entrato subito nel cuore dei tifosi, però sia Lavezzi che Cavani, quando hanno avuto un'offerta buona, hanno preso e se ne sono andati e se ne sono fregati della maglia, se ne sono fregati dei tifosi, hanno fatto i fatti loro. Hamšík invece si è legato alla maglia, alla città e alla tifoseria del Napoli. Stessa cosa, anzi peggio, ha fatto un altro giocatore, Gonzalo Higuaín, che addirittura è passato alla squadra che noi tifosi del Napoli odiamo di più, la Juventus. Io mi ero accorto subito dai primi mesi che era nel Napoli delle capacità, delle doti umane di Hamšík, mentre tutti gli altri stravedevano per Lavezzi. Subito questo giocatore mi è risultato subito simpatico, molto più di Ezequiel Lavezzi, e puntare il mio affetto di tifoso su questo giocatore ho puntato bene, mentre altri invece secondo me hanno un poco sbagliato, perché hanno puntato prima su Lavezzi, poi su Cavani e poi figuriamoci la delusione su Higuaín. Invece Hamšík è rimasto 12 stagioni, diciamo 11 e mezzo, e ha dato tantissimo al Napoli, ha ricevuto anche tanto dai tifosi, forse avrebbe meritato di ricevere anche qualcosa in più. Io mi ricordo alcuni gol di Hamšík che mi stanno nel cuore. Quali sono i gol che mi stanno più nel cuore di Hamšík? La doppietta realizzata il 31 ottobre del 2009 in un Juventus Napoli, dove stavamo perdendo 2-0 e Hamšík segnò il gol del momentaneo 2-1 e poi quello del definitivo 3-2 di quella grandissima e eccezionale remontata contro la Juventus. Poi il gol nella finale di Coppa Italia il 20 maggio 2012, il gol del 2-0 che chiuse definitivamente i conti con la Juventus in finale di Coppa Italia, e un altro gol nella stagione, nel maggio del 2008, stagione 2007-2008, contro il Milan,
una vittoria per 3-1. Hamsik partendo da centrocampo fece tutta la metà campo di corsa e depositò la palla in rete, fece un gol bellissimo. Qui sono gol che mi sono rimasti nel cuore di questo calciatore. Pur non essendo un attaccante, molte volte Marek Hamsik con i suoi gol ha levato il Napoli da situazioni difficili, da partite che non si riuscivano a sbloccare. Per esempio il 30 marzo del 2008 in una partita serale Napoli-Palermo ci servivano i 3 punti per arrivare ai 42 punti che ci avrebbero dato tranquillamente la salvezza. Mancavano ancora parecchie partite alla fine del campionato, ma noi con quei 42 punti ci saremmo messi in una situazione tranquilla. Non riuscivamo a segnare gol per sbloccare la partita, fu lui che sbloccò la partita al 92esimo. E ancora qualche anno dopo si lottava questa volta per la Champions League, era il 30 aprile del 2011, una giornata di pioggia pazzesca, che non piove per quasi 24 ore, in un campo che sembrava di giocare a pallanuoto, non a calcio, e lui al 90esimo segnò il gol che sbloccò la partita contro il Genoa, 3 punti importanti per ipotecare la qualificazione in Champions League. Ecco, questo, già raccontando questi 2 gol si capisce che Hamsik è cresciuto professionalmente come sportivo, però è cresciuto anche come è cresciuto insieme al Napoli, cioè è arrivato in una squadra che era neopromossa e che il primo anno lottava per non retrocedere, poi questa squadra ha cominciato a lottare per le qualificazioni in Champions e poi ha cominciato a lottare anche per lo scudetto. È cominciato a diventare normale per noi arrivare secondi, terzi, cioè a piazzarci nelle posizioni di vertice. È diventato normale per noi tenere l'Inter, il Milan, la Roma dietro di noi. E poi insieme al Napoli ha vinto alcuni trofei, ha vinto 2 Coppe Italia, quella 2011, 2012 e 2013-2014. Una Supercoppa italiana nel 2014 a Doha in Qatar. Salute. Vabbè, battuta così Qatar, va. Ci voleva. Però ha vinto di meno di quello che meritava di vincere, ma purtroppo sapete com'è, diciamo che non ha vinto nessuno scudetto nel Napoli, però secondo me 3 meritava di vincerli. Nel 2016 e nel 2018 per me gli scudetti sono stati rubati dalla Juventus, poi i juventini possono essere d'accordo, e poi uno di questi 2 scudetti tra 2010-2011 e 2012-2013, uno che poi è andato al Milan e uno che è andato alla Juve, uno di questi 2 pure si poteva vincere, diciamo il 50%, per cui in 3 scudetti li poteva vincere tranquillamente. E poi ci sta un'altra Supercoppa che avrebbe potuto vincere, quella del 2012, quella scandalosa finale di Pechino arbitrato da uno scandaloso Mazzoleni, e quella praticamente anche quella è stata indirizzata a favore della Juventus, per cui effettivamente ha vinto meno di quello che meritava. Hamsik ha rifiutato offerte dove poteva prendere più soldi dalle 3 strisciate, dalla Juve una volta, dal Milan 2 volte e dall'Inter un'altra volta, e poi anche offerte in Premier League, per rimanere al Napoli e per diventare una nostra bandiera. E così ha potuto battere 2 record importantissimi: il record di presenza in assoluto nel Napoli e il record di gol tra i marcatori di tutti i tempi. Ha segnato 121 gol, battendo Maradona che è fermo a 115, e ha realizzato 520 presenze complessive, battendo Giuseppe Bruscolotti che è rimasto fermo a 511. È una coincidenza interessante che sia in un record che in un altro ha battuto i capitani dei 2 scudetti del Napoli: Bruscolotti capitano del primo scudetto del Napoli per il numero di presenze, e Maradona per il numero di gol assoluto, capitano del Napoli del secondo scudetto. Questo è una qualcosa anche di eccezionale se pensiamo che questi record siano stati battuti da un giocatore slovacco, non da un napoletano,
per cui, e nemmeno da un campano, perché comunque un record è stato levato a un giocatore campano, un giocatore di Sassano, cioè provincia di Salerno, che teneva il record di presenze. Invece il giocatore che viene dalla Slovacchia si è legato al Napoli, come tanti napoletani invece non si sono legati alla maglia del Napoli, o hanno giocato poco, se ne sono andati, o addirittura non sono neanche venuti a giocare a Napoli, pur essendo bravi di giocatori, hanno giocato fuori. Che dire più se non ricordare alcuni dati statistici di Marek Hamšík. Allora, l'esordio in Serie A è stato in un Napoli-Cagliari nell'agosto del 2007, alla terza giornata di quel campionato contro la Sampdoria, il 16 settembre 2007, ha segnato il suo primo gol in Serie A, era il gol del 2-0 di quella partita che fu vinta dal Napoli contro la Sampdoria. Ha totalizzato, è stato 12 stagioni nel Napoli, anche se questa non completa, 520 presenze come ho già detto, 121 gol complessivi come ho già detto, 408 presenze nel campionato di Serie A italiano e 100 gol precisi nel campionato di Serie A, 30 presenze in Coppa Italia e 5 gol in Coppa Italia, tra cui quello nella finale del 2012 contro la Juve, il gol del 2-0, 80 presenze nelle coppe europee e 16 gol nelle coppe europee, più 2 presenze nelle 2 finali di Supercoppa italiana. Questo è il resoconto finale di quello che è la carriera del Napoli, cioè la carriera di Marek Hamšík nel Napoli. Io auguro a questo giocatore questi ultimi 3 anni di fare bene in Cina, e su questa cosa della Cina vorrei dire 2 cose. Cioè, lui, il massimo che ha preso nel Napoli è stato attualmente con 2 milioni e 100 a stagione. Certamente per noi persone normali è una cifra enorme, e chiunque vorrebbe avere una cifra enorme, però se le paragoniamo ad altri calciatori, tanti calciatori molto meno bravi di Hamšík hanno preso molto di più. Lui, ora che si è reso conto che è in parabola discendente, la parabola discendente secondo me era cominciata già l'anno scorso, e si è reso conto che non riesce più ad avere quella continuità di rendimento che aveva una volta, ha colto l'occasione che ci sta qualcuno che lo vuole anche su un campionato meno tecnico e meno impegnativo della Cina, e gli offre una cifra che lui non ha mai visto. Ha colto l'occasione di andare in questa squadra, e secondo me da una parte ha fatto bene, non tanto per i soldi quanto per lasciare un bel ricordo nei tifosi del Napoli, perché visto che ci sono giocatori come Zielinski e Fabian Ruiz che possono sostituirlo tranquillamente, oggi non è più insostituibile, per non finire come da panchinaro, da capitano che gioca poco, ha preferito lasciare un bel ricordo. È un fatto anche umano, anche di dignità di un calciatore che ha dato tanto. È meglio che lui va a giocare in un'altra squadra, in un campionato meno tecnico, così si leverà qualche soddisfazione. Purtroppo Hamšík non ha vinto nessuno scudetto nel Napoli. L'unico modo che potrebbe diventare campione d'Italia nel Napoli è che succede un crollo nella Juventus e una grande rimonta del Napoli. Il Napoli nelle ultime giornate supera la Juve in classifica, ma questo è una cosa che da tenere solo nell'ambito della teoria e niente più. Prima di concludere il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale. Ricordatevi che chi si iscrive a questo canale si iscrive a un canale non ipocrita, dove si dicono le cose come stanno in faccia, per cui io preferisco avere meno iscritti ma tutte persone coerenti, non ipocrite, sincere, insomma pochi ma buoni iscritti, che tantissimi ma poi tanti che non sono ipocriti. Per cui
se vi sentite di iscrivervi a questo canale, che vi sentite di essere un po' come me, sinceri, schietti, cliccate dove sta scritto iscriviti, attivate le notifiche, e poi se volete mettere un mi piace, commentare il video, dire cosa ne pensate della carriera di Marek Hamsik al Napoli, della sua parabola al Napoli, commentate. Ci vediamo al prossimo video.